Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che ti trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi ci immergeremo in un'opera di grande dolcezza e profondità emotiva, la Santa Famiglia con San Giovanni, Tobia e l'Arcangelo Raffaele di Bonifacio Veronese. Immaginate di trovarvi di fronte a questo dipinto. È una scena che cattura immediatamente l'attenzione per la sua intimità familiare e la tenerezza con cui i personaggi sono rappresentati. Al centro, San Giuseppe regge delicatamente il bambino tra le sue braccia. Il piccolo, con il viso sereno, gioca con il piedino, mentre Giuseppe lo guarda con un'infinita dolcezza. È un momento di grande intimità che trasmette la tenerezza di un padre nei confronti del proprio figlio. Accanto a loro possiamo notare la Vergine Maria. Con un gesto semplice e naturale, Maria porge a Giuseppe un frutto, quasi a volergli offrire ristoro durante il viaggio dalla fuga in Egitto. È uno scambio silenzioso tra i due, che racchiude un senso di amore e complicità, come se volesse prendersi cura del suo sposo in un momento di riposo. Ma la scena non si limita alla Santa Famiglia. Guardando più attentamente, vediamo altre due figure che arricchiscono il dipinto di significati simbolici. Da un lato troviamo San Giovanni Battista bambino, facilmente riconoscibile dalla pelle di cammello che indossa e dalla croce di canne che regge. Ai suoi piedi un cartiglio reca la scritta «Ecco l'agnello di Dio», parole che Giovanni utilizzerà più avanti per annunciare l'arrivo del Messia. Anche in questa rappresentazione infantile la figura del Battista anticipa il ruolo che avrà come precursore di Cristo. Dall'altro lato troviamo Tobia accompagnato dall'Arcangelo Raffaele. Tobia è riconoscibile dal pesce che porta con sé, lo stesso che, secondo la tradizione del libro di Tobia, utilizzerà per ricavarne il fiele con cui guarirà suo padre dalla cecità. La presenza di Tobia e Raffaele aggiunge un elemento di guarigione e protezione a questa scena, legando il racconto biblico al tema della famiglia e della salvezza. Interessante notare che al suo ingresso nella collezione della Pinacoteca, quest'opera venne inizialmente attribuita a Tiziano e per molto tempo si pensò fosse opera sua o di Giorgione. Solo più tardi fu riconosciuta come un lavoro del meno noto ma talentuoso Bonifacio Veronese. Questa tela, di circa 1,5 metri di larghezza, ci parla di una famiglia in viaggio, ma anche di protezione divina e di amore incondizionato. È un'opera che invita alla riflessione e al raccoglimento, riuscendo a trasmettere un senso di calore umano e spirituale. Se volete ammirare da vicino quest'opera meravigliosa, vi invito a visitare la Pinacoteca Ambrosiana, dove potrete contemplarla in tutta la sua bellezza e scoprirne nuovi dettagli che sfuggono a una prima osservazione. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio ti ha incuriosito, non perderti gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricorda, queste opere non vivono solo nei racconti. Ti invito a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.